è la riproduzione dell'esperimento con cui Guglielmo Marconi dimostrò che si potevano trasmettere e ricevere impulsi senza utilizzare i cavi. Era il 1895 e da lì è iniziata l'era della radio. Strumento divenuto indispensabile, prima per la sicurezza navale, ricordiamo la tragedia del Titanic, in parte mitigata proprio grazie all'SOS lanciato fino all'affondamento dal marconista, poi per gestire le operazioni di guerra, permettendo di trasmettere ordini ai soldati in azione. Ma soprattutto la radio è diventata un'amica di tutti i giorni, perché ha portato per prima la voce del mondo in ogni casa. L'informazione, ma anche l'intrattenimento con la diffusione della musica, in un crescendo che né la televisione né internet hanno saputo fermare, anzi hanno dovuto subire con la radiovisione e le radio web. Tutto questo viene raccontato in questa mostra aperta sabato degli Alpini di Treviso al Portello Sile. Ma cosa c'entrano gli alpini con la radio? Beh, gli alpini cosa c'entrano? C'entrano perché la radio, bene o male, noi l'abbiamo usata anche durante il servizio militare. Era uno strumento di comunicazione, di contatto tra di noi, tra chi era in servizio, e comunque è anche uno strumento che dopo, anche se non più alpini in armi, o meglio adesso in congedo, la usiamo e la apprezziamo moltissimo. Una mostra però che regala anche capitoli indiretti legati alla radio, come per questo spazio dedicato agli strumenti dell'esercito di leva. Chi non ha mai usato questo telefono da campo EE8 o questa RV4 con relativa antenna filare da legare tra due alberi? Ma forse lo spazio che accontenta tutti, anche i meno appassionati, è questo, dove la radio è attrice nel cinema. Il vedere la radio al tempo di quando il film veniva trasmesso, veniva presentato, abbiamo la possibilità di vedere la radio originale di quel radio che poi è disegnata nel poster e che era poi, a volte era anche un soprammobile nel film, ma a volte era anche proprio uno strumento, una prima donna del film stesso. E allora c'è ancora un motivo in più per venire a visitare questa esposizione. Questi sono i protagonisti del film dei Trevigiani, dalla Radio Geloso di Ippolita Gasperini, moglie tradita che si prende la rivincita in un pagliaio di Brera di Piave, al giradischi Philips della bella Milene del suo ragioniero Osvaldo Bisigato, per finire con la Radio Calipso, strumento redazionale del giornalista Tosato, bersagliato da telefonate importanti per imporre anche alla stampa il motto dei Trevigiani. Aia! E ti non fiatare, sa. E che resti fra noi.